Anche i cani a Mestre sono ostaggi della droga. Lo sanno bene i proprietari di Tiago e Scott, che per poco non hanno perso i loro amici a quattro zampe per aver ingerito della droga trovata per strada, come racconta Elisa, residente in via Piave. Il suo Amstaff Pitbull di 2 anni, Tiago, ha ingerito un pezzo di hashish mentre passeggiavano. Lei non se n'è accorta ed essendo estate inizialmente ha pensato a un colpo di calore. E quindi ho provato insomma con una bottiglia d'acqua fredda a vedere se il cane reagiva. Purtroppo il cane non ha reagito. Il cane ho visto che non gli reggevano le zampe, stava male, aveva l'occhio fisso. Vedendo e documentando anche con un video lo stato dell'animale, Elisa è corsa dal suo veterinario, che ignaro di ciò che fosse realmente accaduto, ha pensato a un problema neurologico. E che quindi fosse il caso di portarlo in una clinica ancora più attrezzata e ancora più preparata. Quindi Elisa si è recata in una clinica specializzata del Padovano, dove un dettaglio ha fatto capire al medico che non si trattava di un problema neurologico. Quando mi hai detto, questo parole della dottoressa, quando mi hai detto che abiti in via Piave, a me è venuto subito da provare prima di entrare in, diciamo, percorsi più invasivi, di fare così di default un esame tossicologico. Quindi a lei è venuto, ha fatto questa associazione Via Piave, la droga che c'è in Via Piave e il cane che sta così poi si riprende, eccetera, e subito gli han fatto un esame tossicologico. Gli hanno trovato un tasso molto alto di THC. Da quel momento Tiago, che in realtà poi si è scoperto aver ingerito la droga a Venezia, è stato curato ed è guarito. Stessa sorte, con gli stessi sintomi, è capitata anche a Scott mentre passeggiava in un parco di Marghera col suo proprietario residente nel Trevigiano. Noi siamo circondati dalla droga in tutti i sensi, da chi la vende a chi ne fa uso, che poi appunto, si butta per terra e quindi lascia tracce, siringhe. Io faccio appello a chiunque abbia bambini, cani, di stare veramente attenti anche qui, soprattutto qui, alle forze dell'ordine, che ci sia più controllo e che intervengano di più. Perché qui noi non siamo sicuri, non ci sentiamo sicuri.